Nel 569 d.C., varcate le Alpi Giulie, il popolo guerriero dei Longobardi, guidato da re Alboino, giunge in Italia dalla lontana Pannonia. Prima capitale, Verona. Poi, superato il Mincio, questo popolo dilaga nella regione che da lui assumerà il nome di Longobardia, cioè Lombardia, in sostituzione di quello romano di Gallia Cisalpina. Regione ricca di boschi e di fiumi, tra il Mincio e il Ticino, adatta alla caccia e alla pesca, ma anche con importanti città, e florida per l'agricoltura, venne colpita da gravissima crisi con l'occupazione di questo popolo. Esso rifiuta per lungo tempo la grande tradizione proveniente dalla civiltà romana e assoggetta la popolazione indigena che aveva raggiunto un alto livello di vita dove si mescolavano forme, tradizioni e culti pagani con quelli della novella religione cristiana. Le testimonianze lasciate da questo popolo in terra bresciana provengono soprattutto dalle tombe. È materiale simile a quello di altre zone e ci documenta le caratteristiche di questo giovane popolo diviso in tribù e con un ordinamento militare. Per l'agilità delle sue strutture e la forza bellicosa si impone su bizantini e goti e sulle popolazioni latine di città munitissime come Verona e Brescia. La nuova religione cristiana, ormai affermatasi in città, era rappresentata da vescovi, fra i più vigorosi campioni nella lotta contro gli eretici, come Cipriano, Filastrio e Gaudenzio, amico di Sant'Ambrogio. Si conservano preziose pagine di San Cipriano risalenti al V secolo e una miniatura di Gaudenzio dell'XI secolo. Nei secoli IV e V, Brescia era ancora un centro ricco, come già era stato nel momento del suo maggiore splendore nell'età Flavia. Le terme e le case private erano adorne di bei mosaici ed affreschi.
In quest'epoca, personaggi di spicco nella vita civile erano il senatore Benevolo, segretario dell'imperatore Valentiniano II, e più tardi il patrizio Valeriano. Il teatro, il foro, il Capitolium, costruiti nel bianco marmo locale, formavano l'antico centro monumentale. Testimonianze significative del passaggio dal paganesimo al culto cristiano sono costituite dalle numerose lucerne conservate nel Museo Romano della città. Nonostante l'invasione di Alarico e le distruzioni provocate da Attila, le testimonianze ci dicono come Brescia era ancora città opulenta quando i Longobardi ne provocarono il tracollo. Pochissimi documenti suggeriscono pallidamente le tumultuose vicende religiose, ma con forti risvolti politici, che nei secoli IV e VI videro schierati in campi opposti cattolici, ariani e pagani. Queste vicende, e quelle non meno gravi di carattere politico e militare, provocarono gravi distruzioni e mutamenti nella città. Il trasferimento del centro politico dal Foro alla Curia Ducis, la formazione del nuovo centro religioso in Piazza del Duomo. Di questo periodo rimangono antiche colonne e capitelli nella cripta del Duomo Vecchio e preziosi pavimenti musivi di carattere simbolico. Il celebre dipinto di Francesco Maffei in Santa Maria Maggiore documenta il trasporto che avvenne nel XVII secolo delle reliquie dei santi vescovi che durante le lotte contro i Longobardi ariani si erano rifugiati in Santo Stefano in Arce. Della chiesa, posta nel mezzo dell'antica rocca, si conservano tuttora avanzi della navata e della cripta. Fra i secoli VI e VIII, tutto il territorio bresciano era occupato dai Longobardi. Insediamenti militari sono testimoniati nella bassa bresciana fra i fiumi Chiese, Mella e Oglio. In questa zona alcuni centri conservano ancora nomi come Pralboino e Gambara.
la mitica capostipite dei re longobardi. Non mancano corredi funerari provenienti dalle zone collinari. Non è infrequente la presenza, accanto agli esemplari tipicamente longobardi, di oggetti che testimoniano la provenienza o l'appartenenza ad altre popolazioni germaniche alleate come gli Alemanni e i Baiuvari. Prevalgono i pettini in osso, fibule arcaiche e fibule in bronzo, i coltelli, le forbici in ferro, anelli e armille. Materiale prezioso che testimonia la continuità delle forme artistiche proprie delle stirpi germaniche improntate a motivi astratti. Non mancano anche oggetti di raffinata ispirazione tardo-antica o bizantina, come la fibula circolare in oro di Flero. Caratteristiche inoltre le ceramiche a traslucido o decorate a stampo. Spiccano per numero, preziosità di materia e ricchezza di motivi decorativi le crocette auree a stampa che adornavano le vesti dei defunti di rango superiore. Di particolare interesse quelle ritrovate a Calvisano, Carpenedolo, Brescia, Flero e Leno. Sempre avarissimo di notizie è il periodo della prima dominazione longobarda a Brescia. Alachis, duca di Brescia e di Trento, con l'aiuto dei bresciani Aldo e Gauso, si ribella al re Cuniperto e dei due bresciani ribelli si conserva in Brianza l'epigrafe funeraria. Accanto alle necropoli note da tempo, recenti scavi stratigrafici nell'area di Santa Giulia hanno permesso il ritrovamento di capanne e di edifici longobardi sostenuti da pali in legno che sostituirono i sontuosi edifici romani. All'inizio del secolo VIII i Longobardi si erano ormai integrati con la popolazione indigena, avendo assorbito non pochi elementi della cultura romana. Abbiamo la contemporanea ripresa delle forme classiche nel campo artistico e in quello religioso
l'avvenuta conversione dall'arianesimo al cattolicesimo. Numerose le chiese del secolo VIII, ma oggi scomparse o ricostruite. Di esse rimangono frammenti architettonici o decorativi, colonnette, capitelli e plutei, dal rilievo appiattito e con soggetti simbolici ora improntati a eleganza compositiva, ora più rozzamente eseguiti. Il monumento di maggiore interesse per importanza storica, religiosa e artistica della città di Brescia per il periodo longobardo è il grandioso monastero dedicato a San Salvatore e a Santa Giulia, eretto dall'ultimo re Desiderio e dalla consorte Ansa nel 753 e sito nella zona nord-est della città. Imponenti e suggestive le chiese sovrapposte. Quella superiore più ampia, basilicale e a 3 navate con 3 absidi, risale forse agli inizi del secolo IX. La più antica, ad una navata articolata e con 3 absidi, della quale rimangono solo le fondamenta, è probabilmente quella eretta da Desiderio. Colonnati con supporti romani e capitelli ora bizantini, ora di nuova foggia, continuano le forme architettoniche tardo-antiche e paleocristiane. Gli scavi evidenziano i 2 sovrapposti edifici. Nell'originaria cripta, ampliata nel XII secolo, si veneravano, con molte reliquie, i corpi di alcune sante martiri e soprattutto quelli di Santa Giulia, la martire corsa, trasportata a Brescia dal re Desiderio. Le pareti dell'interno della chiesa erano ricoperte da affreschi con riquadri su 2 ordini raffiguranti storie di santi martiri e scene dell'Apocalisse. Alcuni di questi indicano come le composizioni fossero vivaci e complesse le scene, i colori delicati e raffinati.
Nuova e ricca la decorazione a stucco che ricopriva i sottarchi e le ghiere dei colonnati. Nella chiesa di Santa Giulia si conservano ancora numerosi frammenti plastico-architettonici, fra i quali spiccano l'ambone, con il regale pavone che incede fra il giardino del paradiso simbolicamente rappresentato da girali di vite, e la fenestella Confessionis, dalla quale si potevano vedere e venerare le reliquie dei martiri. I fondatori, poi re e imperatori succedutisi, arricchirono il reale monastero di San Salvatore e Santa Giulia di un prezioso tesoro. Primo fra tutti la croce di Desiderio in lamina argentata, dalla forma slanciata ed elegante, che richiama le croci gemmate paleocristiane e bizantine. La croce è ricoperta di cammei e pietre colorate sui due lati, in uno dei quali spicca il vetro dipinto dorato con 3 ritratti di arte ellenistica. Il cromatismo e la disposizione piuttosto disordinata dei castoni sono invece tipici del gusto barbarico. Sontuoso e delicato è il codice purpureo del secolo VI, così chiamato dal colore dato alla pergamena, dove sono trascritte in argento le lettere dei Vangeli. Il monastero di Santa Giulia ebbe come prima badessa la figlia di Desiderio, Anselperga, che accolse presso di sé la sorella Ermengarda, ripudiata da Carlo Magno. Una miniatura del secolo XV la mostra mentre riceve, con le consorelle, doni dal fondatore. Dell'altro grande monastero voluto da Desiderio a Leno e oggi scomparso dipendeva la pieve di Gussago, località fra le colline ad occidente della città. Vi si conservano 3 lastre scolpite di un sarcofago dell'VIII secolo. Accanto agli intrecci geometrici è la raffigurazione di un cavaliere che, superati i mostri del male, procede nel giardino fiorito con croce a simboleggiare il paradiso. Disorganica e incerta è la composizione, ma il nome inciso in latino di Mavioranus, sia esso del defunto guerriero ivi sepolto, ossia dell'artefice dell'opera, sembra una prima timida traccia della ritrovata coscienza della personalità che, dopo secoli di faticosa gestazione, condurrà alla Rinascenza e all'età moderna.